Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Dota 2. Quest'oggi ci troviamo in una nuova partita in multiplayer in compagnia del nostro nuovo personaggio che quest'oggi utilizzeremo. Questa è una partita registrata ragazzi, non in live, dove sono riuscito a ottenere un discreto punteggio con questo personaggio e davvero volevo farvi vedere questa nuova partita. In compagnia del nostro personaggio denominato Death Prophet possiamo ritrovare numerosi compagni di squadra che si stanno evolvendo all'interno delle due lane. In top diamo un'occhiatina a chi possiamo ritrovare: una fantastica sirenetta con il nome di Naga Siren, che più tardi osserveremo le sue abilità fondamentali, e diamo un'occhiata a questo bel Juggernaut, questa sorta di combattente con una bella katana in mano che inizia a destreggiarsi nelle prime parti della partita facendo a pezzi un po' di minion avversari denominati creep, chiamiamoli meglio in questa maniera. Allora, dall'altra parte possiamo notare che come possiamo dire, già due nostri alleati sono riusciti a lasciare la lane per tornare un attimo in base, e questo è l'esempio di Nightmare ragazzi, un mio caro amico che si ritrova quest'oggi a imbracciare le redini di Pugna, una sorta di personaggio con duplice abilità, perché permette addirittura di danneggiare le torri avversarie con le sue abilità. Più tardi vedremo. E ritroviamo anche Saburo24, guardatelo un po', Nyx Assassin, è una sorta di scorpione, guardatelo un po' qui, un combattente davvero molto abile in queste prime parti della partita. Allora, torniamo in middle, ovvero nella linea centrale con la nostra Death Prophet. Innanzitutto sono riuscito ad acquistare numerosi oggetti che contribuiranno all'aumento di mana. Come potete ben vedere ho comprato la cappa dell'intelligenza che aumenta di 3 punti la nostra intelligenza, ovvero in modo tale da aumentare il nostro mana ad ogni punto, e ovviamente la nostra rigenerazione a secondo dei valori che sono indicati qui in basso. Per quanto riguarda le pozioni, ho comprato una bella pozione della chiarezza, così ci chiariamo un attimo le idee in modo tale da recuperare il mana per un totale di 100. Il balsamo curativo, una pozione che permette di rigenerare i punti di vita, permette di ripristinare 400 punti ed è una pozione davvero molto utile soprattutto nelle prime fasi del gioco. E inoltre ho comprato il Tango, che è una sorta di abilità che permette di divorare gli alberi che ci sono qui intorno per aumentare la nostra rigenerazione di mana, scusate, di vita. Per quanto riguarda invece i due rametti di ferro, vengono utilizzati di solito come base per l'acquisto di elementi davvero molto più consistenti. Bene, allora, diamo un'occhiatina in top cosa sta succedendo. Mentre io continuo a uccidere questi dannati creep e a potenziare le mie abilità al fine di tenere lontano l'avversario, che come potete ben vedere è un arciere denominato Draw Ranger, è uno degli arcieri ragazzi più spietati del gioco dopo Windrunner, non mi ricordo se si pronuncia in questa maniera, comunque è davvero molto forte quest'arciere. Per quanto riguarda in top ragazzi troviamo la sirenetta e il nostro piccolo uomo con katana, che dovranno fare i conti con un bello sniper, questo bello pelatone di turno, una sorta di Max Payne dei poveri ragazzi. E diamo un'occhiata anche a Luna. Questo sniper è una D-carry, permette di attaccare quindi da lontano con un bel fucile da cecchino, mentre questa Luna ragazzi potete ben notare che è una ragazzona a cavallo che permette di sfruttare una delle sue abilità più importanti, ovvero l'agilità, ecco, guardate un po' il Juggernaut, ovvero l'uomo con katana, come riesce a fare a pezzi Max Payne con un bello colpo di katana, riesce a fargli lo scalpo e lo lascia sprofondare sotto il terreno. Bene, un'ottima azione. Per quanto riguarda invece in bot, diamo un'occhiata a cosa sta succedendo. Nightmare e Saburo si ritrovano sotto la prima torre per difendersi da un attacco davvero imminente dei creep. Davate un'occhiata, hanno addirittura montato dei mezzi d'assedio, e come potete ben vedere gli avversari utilizzano un'abilità, una tattica un po' più diversa. Ecco Windrunner, come vi dicevo, due arcieri quindi per gli avversari. Per quanto riguarda Windrunner e Clockwear, essi contribuiranno un po' contribuiranno a distruggere la lane avversaria, quindi dovranno vedersela davvero molto ma molto attentamente, perché Windrunner dispone di un'abilità ragazzi che davvero è molto ma molto complicata, soprattutto quando io utilizzo personaggi che non effettuano attacchi d'aria come Death Prophet. Per esempio Pudge non effettua attacchi d'aria, è molto indebolito da coloro che possono attaccare da lontano come Windrunner, con l'abilità che permette di attaccare, di infliggere un notevole
punteggio di danno attaccando quindi da molto lontano, quindi un'abilità particolare che lancia una freccia che può addirittura coprire un raggio incredibile della mappa. Bene, torniamo in centro. Allora, si sta evolvendo la partita mentre sono riuscito a raggiungere il livello 5, però visto che il nostro personaggio se la sta cavando abbastanza bene, andiamo a scoprire le abilità fondamentali del nostro personaggio. Allora, come vi ho detto, è un personaggio che effettua attacchi d'aria, il quale detiene di 4 abilità, ovviamente come la maggior parte dei personaggi in Dota, molto importanti. Io lo scelgo di solito perché mi ritrovo molto bene nelle prime fasi del gioco e con l'andare avanti nel gioco è possibile soprattutto essere molto ma molto competitivi. La prima abilità, che secondo me è molto importante potenziare, è lo sciame della cripta, perché permette di ritrovarsi in vantaggio sull'avversario che si ritrova un po' distante dalla nostra posizione. In un raggio di 810 riusciremo a colpire il nostro avversario con un'ondata di pipistrelli provenienti dalle tombe appunto dei morti, come dice la descrizione, e i quali infliggeranno 250 di danno per un massimo di 300 con un tempo di ricarica di 6 punti soli, di 6 secondi soli. Per quanto riguarda la seconda abilità, silenzio ragazzi. Guardate un po', si nota anche dalla cucitura della bocca di questo povero disgraziato. Il silenzio permette di ammutolire l'avversario, quindi ammutolendo la nostra, per esempio, Drow Ranger, non permetteremo ad essa di utilizzare le sue abilità per una durata differente a secondo dei punti indicati, dai valori indicati qui sotto. Per quanto riguarda la terza abilità, che a mio parere è una delle abilità da potenziare immediatamente, la stregoneria, permette nel momento in cui viene aumentata di dare un aumento alla velocità di movimento, alla riduzione del costo di mana per quanto riguarda le magie, del tempo di attesa e degli spiriti di esorcismo in più. Adesso voi vi chiederete che cosa sono gli spiriti dell'esorcismo. Beh, essi ci portano direttamente alla nostra ultimate, ovvero l'abilità finale. Intanto guardate questa bella freccia che ci arriva direttamente nel sederino e ci toglie circa 50 HP. L'esorcismo, ovvero la R, la ultimate del nostro personaggio, sprigiona degli spiriti maligni per prosciugare la salute dei nemici e soprattutto delle strutture con le quali essi entrano a contatto. Infatti il mio personaggio può essere considerato anche come una sorta di pusher, ovvero un personaggio che permette di andare avanti nelle lane in modo tale da distruggere tutto quello che si ritrova davanti. E nel momento in cui potenzierò anche l'abilità numero 3 aumenteranno gli spiriti più danno, quindi più rigenerazione della salute per il mio Death Prophet, perché nel momento in cui l'abilità finirà tutti gli spiriti rientreranno alla nostra bella maga e ripristinerà la vita a seconda dei suoi danni inflitti. Bene, torniamo in top ragazzi, vediamo cosa sta succedendo. Ritroviamo la bella sirenetta in fondo al mar insieme al katana della situazione, che se la stanno cavando abbastanza bene. Sono riusciti a comprare notevoli oggetti soprattutto per l'aumento della forza per quanto riguarda il nostro piccolo amico con la katana, e a quanto pare ecco che cerca di destreggiarsi per beccare immediatamente Luna. Però Sniper ragazzi è un personaggio davvero molto fastidioso, perché se viene usato nella maniera corretta può davvero irrompere nelle file nemiche, addirittura dare il colpo di grazia a ogni nemico che cerca di darsela a gambe. Vediamo un po' in botto cosa sta succedendo. Una bella bomba, come possiamo dire, una bomba velenosa che ha inflitto un po' di danni al caro Clockweir, e Windrunner continuano ad avanzare, ed ecco guardate un po' il raggio luminoso di cui vi parlavo prima, il quale conferisce un po' di danno nel momento in cui viene attaccato da lontano un qualsiasi personaggio. Allora, vediamo un po', cercano di difendersi i miei due compagni di squadra, perché la torre possiamo vedere che ha subito qualche danno, e quindi con qualche tattica difensiva riescono a cavarsela, riuscendo anche a guadagnare notevoli monete, facendo a pezzi le armi d'assedio. Diamo un'occhiatina ed ecco che rientra in base il nostro Juggernaut con katana, mentre lascia sola la piccola sirenetta che si ritrova a farsi i conti con due nemici. Infatti guardate un po' Sniper come inizia a fucilare dall'alto, e cercano un po' di intrappolarla, perché Sniper la tirava da questa via, mentre Luna la poteva ingarbugliare all'interno di questo percorso. Comunque se la sta cavando bene anch'essa. E vediamo un po' Clockwork, è riuscito a fare appena adesso un'uccisione, effettuando una sorta di come possiamo dire, una sorta di giro da questa parte, cogliendo quindi all'improvviso coloro che stavano sotto la torre, e quindi è riuscito a strappare una bella uccisione. Mentre diamo un'occhiata alla bella Death Prophet, profeta della morte, quasi livello 8, date un'occhiata, si ritrova quindi a fare numerosi danni anche alla torre. Infatti guardate un po', 994 HP. Diamo un'occhiata, uccidiamo sempre i minion nella maniera più efficace possibile. Diamo un'occhiata intanto come possiamo dire, al riassunto della
delle uccisioni morti, aiuti che sono stati effettuati in partita. Il nostro Clockweir sta davvero effettuando numerose uccisioni, quindi per adesso si ritrova in cima alla classifica. Bene, stiamo continuando a recuperare vita, soprattutto con l'utilizzo di alcune pozioni. Guardate un po' quello che abbiamo nella scorta. Dobbiamo attivare il nostro bel corriere. Per chi non sapesse che cos'è il corriere, ragazzi, è una sorta di schiavetto che viene utilizzato soprattutto per farsi portare la roba dalla base alla nostra posizione. Bene, si continua, ecco che Juggernaut, che con un'abile mossa riesce a colpire il piccolo cecchino Max Payne, mentre la fantastica Sirena con un'abile mossa riesce a intrappolarlo addirittura al terreno con una rete dal carattere lucente. Bene, per quanto riguarda la situazione nella linea di top, la situazione è davvero molto equilibrata. Mentre diamo un'occhiatina in middle, sono andato dal mio amico Unno per acquistare vediamo un po', l'amplificatore di energia al fine di acquistare un oggetto ancora molto più potente che vi farò vedere in seguito. Mentre continua il combattimento in bot, ovvero nella linea inferiore, dove questo dannato Infelego continua a dare davvero molto fastidio. Guardate addirittura anche Windrunner con la sua freccia stordente, più che stordente è una freccia che effettua davvero molti danni, cerca addirittura di colpire e indebolisce i compagni di squadra che si ritrovano sotto la torre, mentre adesso cercano di fuggire proprio perché i creep, ovvero questi addirittura mega creep a distanza, riescono a guadagnare un po' di terreno. Allora, come abbiamo già detto, il nostro personaggio è ritornato in base proprio per recuperare gli oggetti che aveva appena preso e soprattutto per attivare il corriere, e addirittura ha acquistato gli stivali arcani. Adesso ne parleremo. Mentre la torre è stata un po' distrutta, è stato effettuato qualche lieve graffio, ma ancora può resistere. Vediamo un po' che dall'alto scende il nostro caro amico con katana, il nostro John Rambo. Vediamo quello che riesce a combinare l'ultimo samurai. Vediamo un po', ed ecco che un'altra ondata di pipistrelli colpisce l'arciere. A quanto pare cerca di ritirarsi perché ovviamente non potrà fare altro che lasciarci le penne. Gli stivali arcani, ragazzi, a mio parere sono una degli elementi più importanti che possono essere utili per un mago, perché consentono intanto di dare 65 di velocità di movimento e 250 di mana, ma nel momento in cui si clicca al di sopra darà un ripristino del mana davvero molto accentuato immediatamente. Allora, vediamo un po'. Windrunner è stata appena fatta a pezzi, e ovviamente sia Nightmare che Saburo si sono divisi i soldi, e a quanto pare sono riusciti a guadagnare ottimi, ma davvero ottimi metri di vantaggio per riuscire quindi ad avanzare all'interno di questa lane, mentre anche in fondo al mare, eccola qui, sta ritornando in base per recuperare ovviamente sia stamina che punti vita, mentre ancora Nightmare e il compagno di squadra Saburo stanno continuando a dare un po' di fastidio a questa torre. Ma ecco che immediatamente Windrunner riappare con il suo arco e con una bella abilità che permette di intrappolare qualsiasi personaggio che si ritrova a sua portata. Infatti continua addirittura a inseguire, mentre Nightmare con un'ottima mossa posiziona lo zombie di Undying, che è una sorta di torretta che permette di infliggere danni a coloro che si ritrovano intorno, quindi un po' fastidiosa. Intanto guardate il minion, il creep, che continua a far danno. Ma ritorniamo nuovamente in centro ed ecco che è iniziata una bella lotta e il nostro Death Prophet è stato fatto a pezzi da Clockwork, che si è presentato immediatamente alle nostre spalle e ovviamente ci ha dato una bella legnatina in testa. Allora, per quanto riguarda, vediamo un po' che cosa succede. Il nostro John Rambo continua ad effettuare ottime azioni, ha spaccato la katana in testa a Luna e con un'abile azione la nostra in fondo al mar, la nostra Ariel, si è sdoppiata, effettuando quindi una sorta di come possiamo dire, si è triplicata più che sdoppiata, creando delle copie di se stessa con la sua stessa col suo stesso attacco e la sua stessa difesa. Vediamo un po', il nostro personaggio ovviamente diamo un'occhiata, anzi no, già è ritornato in game, perfetto. Sta addirittura ritornando nella linea di mezzo, mentre diamo un'occhiata in botto cosa sta succedendo. Windrunner e questo dannato Clockwork, che ha fatto davvero molto danno in precedenza anche a me stesso, si ritira in questo boschetto a fine mappa, mentre Nightmare con un'ottima azione riesce addirittura a far fuori Windrunner e adesso cerca conforto sotto le alte mura della torre e effettua un po' di girotondo intorno alla torre stessa. Ma ecco che Clockwork è davvero inarrestabile, guardatelo un po', ragazzi, anche bersagliato dalla torre riesce a dare molto ma molto fastidio. Vediamo un po' se riesce a morire e a lasciarci le penne.
Vediamo un po'. E addirittura Juggernaut ha fatto una mega uccisione. Mamma mia del Juggernaut, ragazzi. Il nostro John Rambo che abbiamo qua su, un po' zoppicante, guardatelo qua, ha subito davvero molti punti di danno. Si è divorato un bel alberello e adesso continua ad effettuare notevoli uccisioni. 6 uccisioni, mamma mia ragazzi, davvero una cosa spaventosa questo Juggernaut. Non sono riuscito a riprenderle, però avrà fatto davvero un ottimo lavoro. Bene, diamo un'occhiatina alla nostra Death Prophet preferita. A quanto pare ha acquistato gli stivali del mana e il talismano Noel, che ci servirà più avanti per costruire oggetti molto più importanti. Ok, diamo un'occhiata che un personaggio sta per darci un po' di fastidio, il Clockwork che ci aveva ucciso nella fase precedente della partita. Ci troviamo direttamente a metà partita. Siamo entrati quindi nella middle game, diamo un'occhiatina ed ecco che Clockwork viene soprattutto infastidito dalle mie ondate di pipistrelli. Eccolo qua, guardate un po', subisce sempre notevoli danni. Clockwork è un personaggio davvero molto versatile, infatti guardate un po', ha acquistato numerosi oggetti che conferiranno a lui stesso una notevole forza per infliggere danni. Si basa soprattutto sull'infliggere dei danni. Attenzione che questo dannato arciere continua a darci un po' di fastidio ed ecco che le anime vengono liberate, ovvero l'abilità principale del nostro personaggio. Diamo un'occhiatina, soprattutto le anime non vengono utilizzate per un'abilità, come possiamo dire, offensiva, ma anche difensiva, soprattutto per proteggere le proprie infrastrutture, ovvero le torri e le caserme che si ritrovano nella nostra base. Adesso l'unica opzione è quella di ritornare indietro, perché come potete ben vedere la nostra vita sta davvero terminando, e adesso potete ben vedere nel momento in cui terminerà l'esorcismo, arriverà tutta la vita che abbiamo strappato agli avversari direttamente a lei. Vediamo un po'. Eccoci qua, le anime che pian piano arrivano aumenteranno la nostra vita, come potete ben vedere. Mentre in mezzo ancora continua il nostro uomo katana che cerca di fare a pezzi l'arciere con questa abilità, ragazzi, che a mio parere è una delle più potenti di questo personaggio, dopo ovviamente la ultimate, che praticamente permette sia di fuggire che di attaccare con questa abilità. Però probabilmente non la riuscirà a prendere perché un arciere è molto più agile. Diamo un'occhiata, intanto qua su il nostro piccolo Max Payne, l'arciere e ovviamente anche Luna continuano a dare un po' di fastidio alla torre che è stata appena adesso fortificata, e ovviamente la sua resistenza aumenterà per un breve lasso di tempo. Adesso arriva anche il bel profeta dall'alto ed ecco che Juggernaut con un'ottima abilità si lancia in centro. Numerosi pipistrelli finiscono sopra la ragazzona con l'arco e a quanto pare questo maledetto Clockwork continua a darci un po' di fastidio. Attenzione, il nostro personaggio sta per essere distrutto, se non ci dà una mano il piccolo Juggernaut a quanto pare siamo stati ancora una volta distrutti. Una partita che si sta davvero mettendo male perché sono riusciti a guadagnare notevoli monetine e la nostra torre qui in alto sta subendo davvero numerosi colpi. Diamo un'occhiata, intanto è arrivato Nightmare in nostro aiuto posizionando una bella torretta e potete ben vedere che stanno inseguendo sia la sirena che lo scorpione, questo sniper, ovvero questo piccolo Max Payne. Ed ecco un'ottima uccisione da parte di Saburo, uccidendo per 240 pezzi di monete il piccolo Max Payne. Allora, diamo un'occhiata che succede ed ecco questo Clockwork è riuscito a scappare insieme a Luna e adesso si ritireranno in base probabilmente per aumentare le loro caratteristiche per quanto riguarda vita e per quanto riguarda i punti di mana. Una cosa molto importante, ancora Clockwork che cerca di dare fastidio al nostro piccolo Nightmare ed ecco che cercano di interagire l'uno con l'altro, cerca un po' di risucchiare l'ultima vita disponibile al nostro Clockwork. Ancora si scambiano colpi, ragazzi, sul ruscello, ma a quanto pare non è riuscito a ottenere la meglio proprio perché si stava avvicinando anche Luna. Ma ed ecco che con un'ottima mossa intrappola la nostra Ariel, Clockwork, e il ragazzone con la katana, ovvero il Juggernaut, non riesce a beccare il ragazzone, ovvero il Clockwork. A quanto pare si sta mettendo molto male la partita, ma ed ecco che con un'ottima ondata di pipistrelli riesco a far fuori notevoli avversari, e anche con le anime che ritroviamo accanto riesco addirittura a mettere in fin di vita Clockwork con appena 50 HP. Ecco Sniper, il piccolo Max Payne uscito fuori dalla saga, che è inseguito da un'ondata di anime provenienti dal mausoleo, ma a quanto pare riesco a far fuori anche questo dannato Clockwork che ci aveva fatto un po' di male in passato, e addirittura la Drove Ranger è stata messa a tacere tornando indietro, quindi nelle retrovie. Un ottimo lavoro da parte della squadra che è riuscita a intrattenere gli avversari e soprattutto sono riuscita a ottenere numerosi punti, numerosi pezzi d'oro da acquistare finalmente uno degli oggetti più importanti per quanto riguarda il nostro personaggio, ovvero l'amplificatore di energia unito all'amplificatore dei punti e in seguito unito, adesso non ricordo il nome preciso dell'altro oggetto, lo vedrete più avanti, permetterà di creare un oggetto chiamato non raccoglitore di anime, amplificatore di anime, ed ecco più tardi vedremo a che cosa servirà.
Intanto un'ottima azione da parte del Juggernaut, il nostro Nightmare, ovviamente della mia presenza, riusciamo a mettere al tappeto la torre di mezzo, ottenendo soprattutto numerevoli punti per quanto riguarda le nostre. Attenzione, intanto una bella freccia proveniente dalle retrovie, Windrunner, eccola qui in compagnia dei suoi 3 compagni di squadra, cercano di dare un po' di fastidio. Intanto Nightmare si addentra nel bosco, potete ben vedere che un po' di fumo esce dalla testa, guardate che figo però questo personaggio. Ed ecco che vediamo un po' dove è andato il Juggernaut. Il mio personaggio ovviamente andrà via, non potrà farcela contro 3 personaggi. Vediamo un po'. Ed ecco che lo scontro avviene. Il Juggernaut si lancia all'attacco, addirittura viene bloccato e ovviamente non riesce a far nulla per la presenza degli avversari, ovvero guardate quanti nemici che sono disponibili. Un solo nostro alleato non può fare appunto nulla, anzi è riuscito addirittura a indebolire qualche avversario, però ciò non sarà fondamentale per completare l'opera. Intanto il Clockwork viene bloccato dalla nostra sirena, ovviamente aiutato dalla mia presenza. Guardate, siamo riusciti a strappare un'altra uccisione agli avversari. La situazione cerca di ribaltarsi e con dei pipistrelli che fanno un po' la barba alla nostra piccola Windrunner inseguita da un'ondata di anime, cerca addirittura di svignarsela, ma le anime dicono no e la mettono al tappeto, e sono riuscito addirittura a guadagnare altre 760 monete utili per ottenere numerevoli oggetti. La partita si sta evolvendo in una maniera davvero molto fluida, ragazzi, e come potete ben vedere inizialmente avevamo subito un po' di sconforto, però adesso stiamo ottenendo un ottimo andazzo che, se lo portiamo avanti, riusciremo addirittura a ottenere la vittoria, anche se ciò sarà molto difficile. Potete vedere che siamo già a metà partita. Vediamo un po', diamo un'occhiata innanzitutto alle abilità del nostro Juggernaut. Come vi dicevo, la R viene chiamata ogni squarcio. Intanto leggiamo la descrizione che mi piace: i frutti della disciplina, con la pratica si arriva alla forza. Wow! E addirittura si ritrova in giungla, questo territorio denominato giungla, dove si trovano questi mostri un po' bizzarri, e vengono utilizzati per fare un po' di monetine. E praticamente il Juggernaut balza verso l'unità nemica, attaccandola per poi squarciare quelle vicine, infliggendo dai 175 ai 270 danni per ogni squarcio. Intanto la nostra cara amica è riuscita a fermare Luna, ed ecco che sprofonda nelle acque del fiume. E ovviamente siamo riusciti a cogliere un'altra importante uccisione. Come potete ben vedere, adesso la nostra ragazzona, che viene denominata anche un pusher, ma più che un pusher lo denominerei un disable, questo nostro personaggio che ritroviamo davanti, perché permette addirittura di disabilitare l'avversario con questa bella trappola. Comunque, ecco qui che direttamente dietro di noi Clockwork continua, si teletrasporta addirittura sotto la nostra posizione, cerca addirittura di strappare una doppia uccisione, perché come potete vedere siamo tutte e due senza vita. Adesso che io lo ammutolisco e addirittura bloccato dalla rete della nostra cara amica, si trova a fare i conti col Juggernaut, che addirittura riesce quasi a strappare un'ottima uccisione contro Windrunner, però ovviamente si ritrova un po' in difficoltà per la presenza di tutti questi nemici. Ed ecco che addirittura entra in gioco lo Scorpione, e a quanto pare riesce anche lui a dare una mano. Ma ecco, guardate Clockwork, un'ottima resistenza dovuta soprattutto all'agilità e alla forza, che fanno un mix davvero mozzafiato oh mio Dio, guardate un po', addirittura per infliggere danni. Guardate un po', la nostra sirena si è messa un po' sull'attenti. Gli avversari adesso stanno ottenendo un notevole vantaggio, stanno cercando di spaccare la torre in mezzo, la nostra torre principale. Nonostante sia fortificata, la getteranno a terra in un ben che non si dica, e comunque guadagneranno notevoli punti oro da spendere in notevoli oggetti. Ecco qua che ritorna la nostra profeta preferita, ed ecco ovviamente l'amplificatore dell'anima, ciò che vi dicevo, da 450 di salute, portando la nostra salute a 1645. Ovviamente 450 di mana fondamentale nei maghi. Quando sentite la parola mago dovete associarla direttamente all'altra parolina mana, e in seguito 4 rigenerazione HP e 100 rigenerazione mana. Recupera il coraggio perduto. Ovviamente ci siamo potenziati davvero molto, e ciò verrà utilizzato per dare un po' di fastidio al nostro ragazzone Clockwork, che addirittura è uno dei membri più importanti della squadra avversaria in questo momento. Ed ecco che lo Scorpione addirittura si mimetizza, una delle abilità più importanti permette di mimetizzarlo per addirittura stordire in assoluto silenzio. Bene, allora, vediamo un po' cosa succede qua in basso. Gli avversari cercano di farmare. Farmare è un termine molto particolare, significa fare esperienza uccidendo minion, creep, chiamateli come volete, e addirittura fare anche un po' di soldini. Ecco che assumiamo direttamente il carattere invisibile con una bella runa dell'invisibilità, non dando nell'occhio, quindi lasciando perdere al nostro piccolo Clockwork, che viene addirittura colpito da due
da due nemici. Eccolo qui, guardate un po', cerca di scappare e soprattutto di trovare rifugio dai suoi alleati, che a quanto pare verranno presto, ma meno male che arriva lo Scorpione e a quanto pare riesce addirittura a dare un po' di contributo. Guardate un po', ecco, gli avversari sono davvero molti adesso e la nostra Windrunner cerca di dare un po' della sua mano, ma a quanto pare non riesce, perché le nostre anime sono davvero così potenti che l'hanno gettate fuori partita. E ovviamente anche il nostro personaggio non poteva fare altro contro il piccolo sniper, il nostro Max Payne, e adesso ci troviamo in una situazione un po' di stallo, 23 punti a 23 punti. Potete ben vedere che la partita si sta evolvendo in maniera davvero molto ma molto equilibrata. Vediamo un po', continuano ad avanzare i nostri avversari, i nostri alleati sul settore nord della mappa, che riescono ovviamente a ottenere un ottimo vantaggio, aumentando sia di livello che per quanto riguarda il settore delle monetine. Bene, io ragazzi direi di dare un'occhiata a una parte molto più avanzata della partita nel momento in cui rinasceremo tutti quanti. Ed eccoci già in centro, ritroviamo il nostro dannato pick Clockwork, che viene addirittura colpito, e un grande assist da parte del nostro Night Assassin, che riesce a disabilitarlo nel momento in cui Juggernaut mette il suo colpo finale a segno. Bene, potete ben vedere che adesso nel momento in cui vengono a meno una parte degli avversari e un unico avversario avanza verso la nostra linea centrale, ovviamente i nostri tre personaggi principali riescono a farlo fuori in un ben che non si dica. Comunque, diamo un'occhiatina a quello che sta succedendo qua in basso. Potete vedere che la nostra Sirenetta, la nostra bella Ariel, continua ad andare avanti con le sue 3 copie, ma a quanto pare viene rispedita nell'oblio perché gli avversari ovviamente sono in sovrannumero. Diamo un'occhiata al centro e ovviamente la nostra cara Profeta, adesso livello 16, riesce ad andare avanti insieme a un'orda di minion, e adesso la battaglia si evolverà proprio in questa torre, la torre numero 2, la torre centrale. Vediamo un po' quello che accadrà. Windrunner, mamma mia ragazzi, che tenta un attacco. Intanto qui in basso Nightmare, in silenzio e solo in assoluto silenzio, continua a dare un po' di danno alla torre principale. Guardate un po', 314, riesce a infliggere numerosi danni, ed ecco che la mette completamente al tappeto, perfettamente. Allora, vediamo un po', adesso gli avversari immediatamente, vedete un po', si precipitano verso la torre, ma già Nightmare, ecco che se n'è andato direttamente via, e adesso arriveranno qua giù in vano perché non troveranno nulla e daranno modo a Nightmare di allontanarsi e soprattutto di ottenere vantaggio. Allora, per quanto riguarda il prossimo oggetto che acquisterò, diamo un'occhiatina. In questo momento non ricordo preciso com'è, però è un oggetto che vale davvero molto, ovvero 5200 monetine. E più tardi, nel momento in cui l'acquisterò, vedremo un po' di preciso come si chiama. Intanto gli avversari potete ben vedere che si stanno evolvendo proprio in questa parte di mappa in una maniera davvero molto, come possiamo dire, molto di squadra. Ecco qua che innanzitutto arriva Luna, seguita da tutti gli altri membri della squadra, e in compagnia ritroviamo il nostro piccolo Juggernaut con la nostra Profeta, che viene colta all'improvviso e addirittura viene fatta fuori in una maniera spaventosa, ed ecco che gli avversari addirittura riescono a far fuori anche la piccola Ariel. Il nostro Juggernaut l'unica cosa che dovrà fare è quella di scappare via con l'abilità che vi avevo citato in precedenza. Eccolo qui che riesce ad andare via. Intanto Max Payne continua a sparare notevoli colpi, ma ciò sarà in vano perché egli riuscirà a scappare. Guardatelo un po', riesce addirittura a nascondersi dietro la torre, ed ecco che lo Scorpione fa anche bene a trasformarsi e a scappare via, perché ovviamente non ce la farà mai a distruggerli perché sono in sovrannumero. Però un'ottima mossa, riesce addirittura a dare una bella sbirciatina al piccolo Clockwork, mettendolo in fin di vita e addirittura riuscendo a farlo fuori. Anzi no, mamma mia, ma questo Clockwork credevo che l'avessero ucciso, invece davvero un mostro questo Clockwork, davvero potentissimo. Comunque, ecco che possiamo vedere il nostro team che è ormai messo a ferro e fuoco. La nostra base principale, le strutture dei Dire sono messe addirittura a ferro e fuoco, e gli avversari stanno per entrare nella base principale, e come potete ben vedere, se non riusciamo a riprenderci in un momento davvero molto rapido, gli avversari ci butteranno addosso sia le torri che tutto il resto. Vediamo un po', innanzitutto allora è rinata la nostra cara Profeta, che adesso riesce a ammutolire il piccolo Max Payne, ed ecco che il piccolo serpente marino con una bella ondata di pinne riesce a metterlo al tappeto e fa guadagnare alla nostra cara Profeta un ottimo vantaggio. Bene, allora vediamo un po' che cosa accadrà ancora. La partita si sta evolvendo in maniera davvero molto rapida. Attendiamo adesso il recupero dei nostri compagni di squadra fondamentali come il Juggernaut e lo Scorpione, e ovviamente il nostro
pugna, che viene considerato come un pusher, come vi ho detto in precedenza. Allora, vediamo un po'. Troviamo innanzitutto un avversario sulla destra, questo Windrunner, che a quanto pare tenta di acquistare qualcosa al negozio segreto, e sia io che la nostra bella sirenetta ci dirigiamo da Roshan. Roshan, denominato Ragno, è una sorta di mostro, il quale si ritrova dentro questa caverna, una caverna oscura, dentro la quale egli risiede, e nel momento in cui viene ucciso, coloro che l'hanno ucciso guadagneranno un oggetto particolare, che aiuterà ovviamente i personaggi nell'avanzare della partita, e numerosi soldini. Mentre si raddoppiano le sirene e ovviamente anche il nostro Panda Attack riesce a interagire con Roshan, in basso gli avversari cercano di abbattere l'ultima torre che rimane per la distruzione effettiva dei nostri domini. Però a quanto pare, ecco, potete vedere che Roshan ormai sta per andare, e decidono addirittura di andare avanti, non sapendo ovviamente che ci ritroviamo in questa posizione. Le anime fanno a pezzi Roshan e lo mettono al tappeto, fanno guadagnare notevoli punti che ci permetteranno di effettuare una controffensiva. Bene, come potete notare, già in basso il piccolo Max Payne cerca di andare avanti, e a quanto pare io mi sono accorto di Windrunner e gli sono andato dietro, addirittura con i pipistrelli sono riuscito a metterla al tappeto, fregando una piccola uccisione a Nightmare. Dando un'occhiata in basso, la sirena si ritrova in concreta difficoltà sotto le mani anzi, in quale difficoltà? Riesce addirittura a ottenere un'ottima prestazione, ma un ottimo aiuto da parte dello Scorpione, ragazzi. Se non ci fosse stato lui a impalarli, appunto come dice l'abilità principale, se non ci fosse stato lui a impalare i due nemici che si trovavano davanti, io non sarei riuscito mai e poi mai a farli fuori con i pipistrelli. Quindi un ottimo aiuto da parte dello Scorpione, quindi un'ottima azione e un ottimo gioco di squadra. Allora, vediamo un po' come si sta evolvendo la partita. Ecco l'oggetto che vi dicevo. Diaspro sanguinoso è stato ovviamente il dissipatore delle anime, chiamiamolo così, non ricordo adesso il nome, è stato potenziato in modo tale da ottenere questo diaspro sanguigno, il quale aumenterà sia la nostra salute che il nostro mana, ma davvero di una quantità impressionante. Adesso, utilizzando quindi questo vantaggio, cerchiamo di dare un bel saluto di benvenuto al nostro caro Clockwork, che adesso immediatamente cerchiamo di ammutolirlo, eccolo qui, e adesso ecco nuovamente lo Scorpione, un'ottima azione da parte dello Scorpione, guardate un po', e numerosi attacchi che riescono a renderlo inoffensivo, mentre le anime, eccole qui, con un ottimo gioco di squadra con i pipistrelli riescono a ammutolirlo addirittura. Ed ecco che ci imbattiamo adesso in una vera e propria trappola, perché sia Max Payne che Windrunner ci danno un po' di fastidio, e Nightmare adesso con un'abile bombetta mette fuori uso Windrunner, però che a un certo punto riesce a ottenere vantaggio, e ovviamente il povero Nightmare ci lascia le penne. Comunque davvero un ottimo gioco di squadra, ce la stiamo cavando bene, partita molto equilibrata, 30-31. Bene, vediamo un po' quello che sta accadendo. Ovviamente nella parte nord sia Katana Man, eccolo qui, e la nostra sirena cercano di fare un po' di punti nel bosco, eccoli qui. E notiamo anche la concreta abilità del nostro Scorpione, che torna ovviamente in base, ha acquistato notevoli oggetti. Vediamo un po', gli stivali arcani e anche la perseveranza. La perseveranza, ragazzi, è utilissima soprattutto per potenziare oggetti futuri, 10 punti di danno, 5 rigenerazione degli HP e 125% di mana, che non è male. Allora, gli avversari adesso intendono, guardate un po', questa è un'abilità fantastica che adoro da parte della sirena, il canto della sirena, è un po' per quanto riguarda la vecchia Ragazzi Odissea con il viaggio di Ulisse. Il canto delle sirene, probabilmente questa era una sirena dell'epoca, permette di bloccare tutti gli avversari e appunto tutti gli avversari per un determinato periodo di tempo, al fine di renderli inoffensivi. Ecco che la sirena si lancia immediatamente sul piccolo Windrunner, Clockwork, che nella prima parte della partita avete visto, ragazzi, era completamente potente, cioè non riusciamo davvero a fermarlo in nessun modo. Adesso sta incominciando a calmarsi, a essere pari alla nostra abilità. Dando un'occhiata in centro, cosa sta succedendo? Il ragazzone, il Juggernaut, cerca di dare un po' una mossa a tutta questa orda di nemici, ed ecco che Nightmare manda indietro Windrunner con una bella bomba, ma a quanto pare la torre a destra sta anch'essa per cadere. Diamo un'occhiata a cosa succede. Clockwork è riuscito a scappare, come potete ben vedere. Nightmare e il piccolo Panda Attack cercano di ormai di dare un ultimo assaggio alla torre, ma ormai non c'è proprio nulla da fare, praticamente viene completamente distrutta, e praticamente l'unica cosa da fare adesso è ritirarsi. Vediamo un po', ed ecco nuovamente la sirena, guardate un po', riesce a beccare un avversario, eccolo qua, il piccolo Drone Ranger, in una maniera davvero fantastica, lo rallenta e con un bel colpo di pinna gli fa saltare la testa. Bene, davvero molto bene. Panda Attack e Nightmare stanno avanzando, gli avversari ritornano. Ops, scusate ragazzi.
gli avversari ritornano, come potete ben vedere, in questo sorta di cerchio. È bellissimo che può essere, addirittura si può disegnare sulla mappa come si può mettere dei puntini. Bene. Cosa succede? Diamo un'occhiata al nostro personaggio, sta recuperando abbastanza vita, ovviamente ce l'ha tutta, e adesso ci specializzeremo un po' nell'attacco. Vediamo un po' intanto cosa sta succedendo. Ecco che potete ben vedere Clockwork che sta inseguendo la nostra cara e amata sirenetta. Vediamo un po' se il nostro personaggio se ne accorge, non ricordo adesso cosa faremo. Probabilmente niente, avanzeremo. Ecco, cerchiamo di farmare un po', perché ovviamente il livello massimo non è il 18 ma è il 25, quindi gli altri punti verranno conferiti ai nostri attributi. Eccoci ragazzi, bentornati a una nuova fase della partita nella quale abbiamo avanzato un bel po'. Adesso ecco un nuovo team fight da parte della nostra squadra contro quella nemica. Ecco che Windrunner e la cara Luna sono stati fatti fuori davvero in una maniera spettacolare dai nostri spiriti, e sia Nightmare che la piccola Ariel adesso avanzeranno in fondo al mare, ragazzi, per conquistare direttamente a questa ultima torre che riporterà poi i nostri personaggi alla base. Ecco che maledizione, la dannata Drow Ranger ci becca di dietro, ovviamente ci fa fuori, ma adesso un'orda davvero arrabbiata di sirene. Guardate un po' l'abilità della sirena, permette di sdoppiare queste ultime ragazzone in una maniera davvero fantastica. Guardate quante sono disponibili, ovviamente tutte hanno la stessa potenza della principale. Cercano quindi di cogliere all'improvviso questa Rain Ranger, che a quanto pare riesce a ottenere la meglio dandosela a gambe. Allora continua Nightmare e la nostra nega Sirena a fare un bel po' di esperienza con questi ultimi creep, mentre possiamo ritrovare da questo lato il nostro caro amico Katana, che continua ad andare avanti cercando di pushare su questa lane per andare a conquistare direttamente l'ultima torre prima delle caserme. E adesso vediamo un po' se riescono sia Nightmare che la nostra cara Sirenetta a buttare a terra questa dannata torre, però è molto ben difesa dal Drow Ranger. Adesso è arrivato anche Max Payne da vecchio e a quanto pare, ma se la stanno facendo, però guardate, ha una resistenza davvero incredibile questa bella sirena. Adesso anche il nostro personaggio è stato ripristinato e darà una bella mano agli alleati che si ritrovano in difficoltà. Vediamo un po' se il Juggernaut va a dare una mano alla sirena, che è riuscita addirittura con il canto a scappare, come potete ben vedere ragazzi. Guardate le note musicali intorno alle teste degli avversari. Ecco che se la dà a gambe e cerca di andare via. Adesso ci siamo riusciti a riunirci, guardate un po', il mio personaggio si ritrova in compagnia del Juggernaut. Ovviamente non siamo a conoscenza degli avversari in questa posizione, e adesso cerchiamo di andare via, ma invece il Juggernaut si getta proprio all'attacco e riesce addirittura a fare 2 uccisioni, di cui una l'ho rubata io. Però ecco che Luna in questo caso cerca di dare un po' di fastidio al nostro piccolo Katana Man, e con un bel silenzio riusciamo ad ammutolirla per un bel po', in modo tale da non effettuare alcun'altra abilità. Allora, vediamo un po'. Come potete ben vedere, la situazione è sempre molto equilibrata. Adesso c'è un po' di punteggio superiore da parte nostra. Abbiamo 37 uccisioni in più di loro, 4 uccisioni in più di loro. Vedete un po', questi pipistrelli col passare del tempo sono utili, ma molto utili, soprattutto per fare strada agli altri creep che sono in difficoltà, perché davvero con un unico utilizzo possiamo spazzare un'ondata di creep. Bene, sono riuscito a ottenere abbastanza soldini da effettuare un bell'altro acquisto. Infatti eccomi qui che mi ritrovo direttamente dal mercante. Compro l'amplificatore di vitalità, permette di dare 250 di salute in più al nostro personaggio. Probabilmente dovrò acquistare qualcos'altro in più. Diamo un'occhiata qui allo scorpioncino insieme al Juggernaut, che riescono a fare ancora un altro po' di spazio ai creep che avanzeranno per distruggere il tutto. E ecco qua innanzitutto l'attacco avversario da parte di Clockwork e Luna, che innanzitutto cercano di confrontarsi con la nostra sirena, il nostro Juggernaut, che cercano di fare un bel giro in modo tale da intrattenerli. Vediamo un po' che cosa succede. Allora, Clockwork sta cercando di andare da Roshan, a quanto pare, da questa parte. La nostra sirena sta cercando di far fuori i mostri imponenti del game, i quali non possono essere vivificati. E adesso ecco che vanno gli avversari da Roshan, ma a quanto pare vengono accolti da un'ottima spadata da parte del Juggernaut, il quale riesce addirittura a distruggere Luna con un intero attacco. Ecco che anche Windrunner dalla foresta vicina si presenta, e la sirena, bloccando immediatamente il piccolo Max Payne, riesce a bloccarlo. Ecco qui che arriva direttamente la nostra profeta dall'alto, e vediamo se riuscirà a fare a pezzettini questo dannato ragazzone. Vediamo un po' che succede. C'è Windrunner che continua a dare il suo aiuto, ma a quanto pare le anime non perdonano, riescono a farci fare una doppia uccisione, a guadagnare notevoli soldi. Diamo un'occhiatina, altre 1420 monete utili per acquistare qualcos'altro.
adesso, ma proprio adesso dobbiamo sventare l'attacco avversario per distruggere la torre principale che ci condurrà poi a una probabile vittoria. Ancora non si sa, ragazzi, può darsi, anzi è forse molto probabile che nel resto della partita ci distruggano. Comunque intanto qua guardate il piccolo Drow Ranger che si ritrova a spulciare qualche oggettino dal piccolo ragazzone qui che vende, il mercante ambulante, ed ecco che con un ottimo attacco riusciamo davvero a far fuori l'altra torre e ci mancano adesso le torri principali insieme alle caserme. Le caserme, come in League of Legends, vengono chiamate inibitori, da parte mia ragazzi poi non saprei, e nel momento in cui vengono distrutte vengono generati dei mega creep, dei creep un po' più muscolosi, definiamoli così, e permettono di uccidere con più facilità gli altri creep. Ecco che Nightmare avrebbe dovuto ritirarsi, però probabilmente sarà fortunato, vediamo un po', ecco riesce a mimetizzarsi addirittura con la lama dell'ombra che permette di, appunto nel momento in cui viene utilizzata, di rendersi invisibile. Bene, adesso un po' di periodo, un po' di stallo ragazzi, potete ben vedere sia i nostri alleati che gli avversari cercano di trovare un po' una posizione per farli fuori, ed ecco che Luna ha intuito qualcosa e si presenta immediatamente da Nightmare, che il quale potete ben vedere riesce a danneggiarlo un bel po'. Attenzione, Wide Runner di dietro con l'arco riesce a fare qualche danno, Nightmare con la lama dell'ombra ovviamente si mimetizza per non dare nell'occhio. Bene, ecco il mio personaggio riesce ad avanzare, vediamo se darà un po' di fastidio allo sniper qua vicino, ed ecco che le strade dei due Nightmare ovviamente del Juggernaut si dividono e Nightmare viene intrappolato da una dannata freccia che addirittura lo mette fuori uso. Vediamo un po', gli avversari si ritrovano tutti in bot, vediamo un po', allora noi ci ritroviamo tutti in middle più o meno, vediamo un po' quello che riusciamo a fare, una bella controffensiva sarebbe proprio quello di cui abbiamo bisogno. La partita terminerà tra poco, quindi a breve avrete il risultato finale ragazzi. Allora, la nostra Death Prophet si ritrova davvero a confrontarsi con tre avversari, vediamo un po' se sia la sirena, sia il Juggernaut che la sirena che lo scorpione ci danno una mano in modo tale da metterli completamente fuori uso. Ecco la runa del doppio danno, viene acquistata direttamente dal nostro Clockwork, il quale immediatamente la utilizza ovviamente. Vediamo che cosa succede, ancora un periodo di stallo, ci becchiamo nel momento la partita diventa un po' più viva. Bene ragazzi, gli avversari fanno qualche altro passo in più e si ritrovano davvero nella nostra base, adesso si ritrovano un po' imbottigliati perché sia la nostra profeta che tutto il resto della squadra riesce a farsi avanti, vediamo un po', riescono addirittura a bloccare il Clockwork, l'elemento di fondamentale importanza per la squadra avversaria. Intanto lo scorpione mimetizzato riesce a dare un po' di fastidio, guardate, un ottimo contrattacco che riesce a fare due importanti assist, soprattutto per fare a pezzi gli avversari. Quindi adesso ci ritroviamo in un discreto ace, ovvero una distruzione degli avversari totale, e a quanto pare rimane solo la piccola Luna, eccola qua in difesa, colpita da numerosi spiriti. Ovviamente anche il Juggernaut cerca di dare il suo contributo e la mettiamo ovviamente al tappeto. Eccola qui, vediamo un po', ovviamente abbiamo 5 minuti per effettuare le nostre, anzi più o meno un minuto ragazzi per effettuare le nostre mosse. Vediamo un po', ancora un avversario rimane, il Drow Ranger, eccolo qui, a quanto pare cerca di attirarsi i mostri della giungla, ma a quanto pare ciò non sarà utile. Decidiamo direttamente di distruggere Roshan in modo tale da guadagnare qualche punto in più. Vediamo un po' nel momento in cui Roshan verrà distrutto, guardate un po' che velocità è il nostro ragazzone. Cosa accadrà? Ovviamente ormai a questi livelli la salute del boss, ovvero del ragno, viene diminuita in una maniera fondamentale. Innanzitutto possiamo notare che gli avversari sono appena tornati in game e stanno dando davvero un po' di fastidio a Nightmare, però altro che fastidio, è riuscito davvero lui a dare un po' di danno all'avversario, ed ecco che con un'ottima ondata di spiriti riusciamo a mettere a tappeto ovviamente Drow Ranger. Bene, ecco qua qualcosa, il nostro Clockwork sarà arrabbiato un po', sarà andato su di giri e vediamo un po' che cosa accadrà. Ecco che si mimetizza Nightmare, cerca di andare avanti per confrontarsi con Sniper, ma ovviamente non potrà fare nulla perché ovviamente è pieno di nemici fino ai denti. Sia Juggernaut ovviamente che la nostra profeta andranno avanti, vediamo cosa riescono a combinare. Bene, si avanzano, ottimo, ecco un ottimo attacco da parte del nostro Wind Runner, blocca Nightmare e adesso un ottimo, ecco le anime che vengono sprigionate, vediamo quello che si riesce a combinare. Ovviamente gli alleati devono dare una mano, vediamo un po' la sirenetta dove si ritrova, eccolo qui, Juggernaut che riesce a diventare una sorta di intermediario tra la nostra linea e quella avversaria. Bene, vediamo se riusciamo a dare un po' d'aiuto, dannazione. Mi sa che non ci riusciamo, anche se gli avversari hanno davvero poca vita. Forse è il momento di ritirarci, è proprio quello che faremo. Ancora però la nostra vita non è che ne pecca, siamo davvero molto pieni di vita. Vediamo, ecco, facciamo a pezzi come vi dicevo i creep per fare un po' di spazio.
Bene, adesso diamo spazio all'ultima parte della partita. Eccoci che con la sirena immediatamente in middle, ragazzi, ritorniamo a fare un po' di danni agli avversari. Sniper Wild Runner con gli ottimi pipistrelli siamo riusciti a metterli fuori uso e adesso ci dirigiamo finalmente verso la base avversaria. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare. Ovviamente la nostra Wild Runner è stata fatta fuori, adesso dobbiamo attivare gli spiriti in modo tale da far fuori immediatamente quest'ultima torretta, in modo tale da rendere in offensiva tutto l'armamentario appartenente all'avversario. Ecco gli spiriti, guardate quanto sono potenti, soprattutto contro le infrastrutture. Date un'occhiata, ovviamente anche adesso le torri stanno per essere distrutte. Davvero un'ottima partita, ragazzi, adesso già si può intuire il risultato finale. Diamo un'occhiatina, bene, bene, adesso gli spiriti stanno davvero facendo il loro lavoro. Meno di un minuto al termine e ormai i creep alleati stanno invadendo la base avversaria. Un'ottima partita, ragazzi, che davvero è stata giocata sull'orlo, sulla sofferenza, proprio siamo riusciti a ottenere un'importante vittoria, a meno che adesso non ci distruggano con una bella bomba. Però davvero una partita giocata con molto gioco di squadra. Non è importante all'interno di una partita effettuare molte uccisioni e molti assist se poi si è giocato da soli e in pratica non si è dato un contributo alla squadra, perché appunto questo è un gioco di squadra. Anche qualcuno che non è riuscito a effettuare davvero molte uccisioni, però già notevoli assist possono essere fondamentali per portare avanti la squadra e addirittura certo, i support sono fatti proprio per questo, ci sono dei support che permettono di non effettuare uccisioni, però addirittura bloccando gli avversari riescono a fare molte uccisioni, soprattutto a coloro che devono farle, ovvero ognuno ha il suo ruolo, quindi non per forza qualcuno deve effettuare tantissime uccisioni e poi ha giocato una partita in single player, chiamiamola così, in un gioco che davvero è fatto, ma proprio fatto per il gioco di squadra. Bene, per quanto riguarda i punteggi, ragazzi, analizziamo per adesso solo il nostro, come potete ben vedere 15 uccisioni, 7 morti e 12 assist, una partita davvero molto ma molto interessante. Spero che questo video vi sia piaciuto e ovviamente è il primo video che faccio, come possiamo dire, un video molto principale, ovvero ho effettuato una partita raccolta all'interno di un unico video senza spezzettare il video in più parti, quindi fatemi sapere se gradite ovviamente se gradite il gameplay di Dota, quindi se nel caso questa opzione si verificasse fatemi sapere se il gameplay li gradite più singoli, ovvero una partita tutt'uno, ovvero 50 minuti di partita, oppure partite staccate, separate, ovvero una parte 15 minuti, un'altra altri 15, un'altra terza parte 15 minuti. Con questo è tutto, ragazzi, ovviamente ripeto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un voto e commentate. Ciao a tutti!